Allora Carlotta, oggi avete sofferto contro questa squadra crema che vi ha, tra virgolette, messo molti bastoni tra le ruote, ma siete riusciti al tie break a portarvi a casa 2 punti e sei stata premiata come MVP di partita. Quali sono le tue emozioni? Sì, io ero molto emozionata perché era quasi come se fosse la prima di campionato, la sentivo così e quindi avevo un po' di ansia, devo essere sincera, ma sono felice perché l'ho trasformata in grinta, sono molto contenta, per me è un passo avanti. Visto che si sente la musica di 883, hanno ucciso l'uomo ragno, possiamo dire che tu sei stata quell'uomo ragno che ha messo giù un sacco di punti. E infatti il premio di MVP te l'ha dimostrato. A chi lo vuoi dedicare? A una mia amica, sì, si chiama Giovanna. Allora Giovanna ti ha dedicato questo premio. Nella prossima giornata invece andrete a affrontare Bedisole. All'andata avete sofferto un set, dopo avete preso il largo, quindi sarà un altro bel banco di prova per mettere a sicuro la vostra classifica. Sì, secondo me la cosa più importante è partire decise, forti e non abbassare la testa. Ovviamente a turno capita a tutte, a me compresa, mi ci metto in mezzo, però spero di dare sempre il meglio come ho fatto oggi. Grazie Carlotta, in bocca al lupo. Grazie a te, Rollo.